Aldo Randazzo, responsabile generale della Nicolosi Trasporti. Allora, sicuramente sì, un trasporto anche se non del tutto eccezionale, ma lo è stato perché il trasferimento è avvenuto presso un centro storico di Catania, siamo qui in zona via Plebiscito, quindi dobbiamo ringraziare anche le forze dell'ordine che si sono messe a disposizione per darci supporto un po' a bloccare la viabilità e a permettere ai nostri camion di arrivare fin qui. Siamo in via Grassi, una stradina abbastanza stretta, una traversina di via Plebiscito, che comunque senza il loro supporto non saremmo riusciti, nonostante abbiamo scelto di effettuare questo trasporto ad un orario abbastanza presto, alle 4 del mattino già ci siamo messi in movimento e abbiamo scelto anche la giornata di sabato giusto per essere un po' meno movimentata. Sicuramente non è usuale trasferire un aereo funzionante fra le altre cose nel centro storico di Catania. Dietro a tutto ciò c'è stata una pianificazione importante perché il posto dove è stato allocato l'aereo sicuramente non è accessibilissimo e quindi la pianifica, diciamo il calcolo veicolare della grossa gru che si è occupata di movimentare l'aereo, dei tir che sono dovuti entrare in retromarcia, questo dico grazie anche al supporto che abbiamo avuto dal Comune nel fornire le forze dell'ordine che ci hanno aiutato a far questo, dico ma il calcolo è stato veramente millesimale affinché tutto è proceduto attualmente nel verso giusto. Noi abbiamo preso in carico l'aereo credo metà gennaio, ce lo siamo tenuti dentro perché ancora il luogo che avrebbe ospitato l'aereo non era del tutto pronto, poi abbiamo pianificato un attimino perché c'erano molti dubbi su come poter fare arrivare l'aereo all'interno di questa struttura, si era ipotizzato anche di farlo volare con un elicottero, poi diciamo grazie a persone qualificati che ho all'interno del mio team siamo riusciti a calcolare a centimetro l'ingresso sia dei veicoli che hanno trasportato l'aereo sia della grossa gru che ha pensato a movimentarlo e a riposizionarlo. Un lavoro di squadra, quante persone sono state impiegate in questa operazione? Allora, per questa attività da nostra parte sono 15 persone che si sono occupati un po' di seguire con dettaglio tutte le attività. Poi voglio dire, il team dell'istituto ITS, il team degli ingegneri, il team anche di chi ha fornito l'aereo, chiaramente qua ci siamo raggruppati un gruppo di oltre 30 persone.